alla luce di quello che voi stessi avete scritto, di quello che sono in questo momento le risultanze, credo che sia un fatto isolato, riconducibile soltanto a quelle persone lì. Un evento criminale maturato all'interno di una cerchia grave ma ancora circoscrivibile. Così il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, torna sull'assassinio del 52enne kosovaro Rajip Kolgheci in zona Fiera per opera di 2 connazionali già fermati da squadra mobile e procura con l'accusa di omicidio volontario. No, non è un episodio che può cambiare la sicurezza di una città. I dati della criminalità noi li avevamo anche illustrati nel corso di un comitato ordine e sicurezza pubblica un paio di settimane fa e denotano una città invece sicura. Altro è appunto l'avvenimento di fatti anche efferati che non devono accadere, sui quali il massimo sforzo delle forze dell'ordine e di tutti noi a che la città sia sempre più presidiata. E per fare il punto si terrà il 20 ottobre prossimo in prefettura un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Intanto i carabinieri di Treviso hanno già rafforzato i dispositivi nella zona poco distante dalla rissa mortale delle tradizionali fiere di San Luca. La casa della vittima a sua volta è nei pressi in vicolo Veronese, dove si trova parcheggiato il furgoncino della ditta della famiglia Kolgheci. Resta aperta l'ipotesi che oltre alla somma di 500 euro, motivo scatenante dell'aggressione, ci possa essere una tensione di fondo proprio nel settore delle costruzioni tra aziende rivali sempre gestite da kosovari. Nessuno però tra i parenti e i conoscenti si sbilancia. Ma c'eravate anche voi l'altra sera? No, non c'eravamo nessuno di noi. Ma è possibile una cosa del genere? Che è successo? Ma che idea vi siete fatti? Cioè è uno scontro? Non si sa nessuno, mi dispiace, No, per il non momento dite non niente. possiamo parlare, forse un altro giorno. Rimane chiuso invece su disposizione del questore il locale antistante al luogo dell'aggressione, mentre la squadra mobile è sulle tracce di eventuali altri partecipanti alla rissa costata la vita a Kolgheci, sul corpo del quale si attende l'autopsia. La morte non sarebbe avvenuta a causa delle coltellate, ma di un potente colpo in testa con un tubo di metallo, proprio come quelli usati nell'edilizia.